Ci troviamo nella parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola a Lido, in località Cabianca. Già da 2 anni la parrocchia sta organizzando una mostra di presepi per stimolare i parrocchiani a fare il presepio in famiglia. In questo secondo anno la mostra è venuta molto meglio in quanto che abbiamo esposto dei presepi di un certo livello. Materiali compositi, sistemi di costruzione diversissimi, presepi semplici e presepi più complicati. Questo è un presepio costruito da Walter Contin, che è un autore veneziano. Fondamentalmente ci sono 2 maniere per costruire i presepi, una maniera aperta e una maniera a boccascena. Questo è il secondo caso, cioè un presepio a boccascena dove ha un fronte e il resto è tutto chiuso. In questo presepio vengono sfruttate poi tutte le linee di fuga della prospettiva con un effetto molto bello. Questo è un presepio di stile napoletano, è un presepio aperto e è costruito dal signor Luciano Soleni. Il presepio napoletano ha la particolarità che presenta delle rovine classiche essenzialmente. È molto lavorato e in particolare questo presepio ha la fontana con acqua vera. Questo è un altro presepio napoletano, più semplice del precedente, sempre dello stesso autore. La scena principale è centrale e viene contornata da tutti gli altri personaggi che sono tipici dei presepi. Il bello di questi presepi napoletani è che hanno un fondale non percepibile subito, ma che è sullo sfondo e che dà profondità. Quest'altro è un piccolo presepio che richiama un po' il presepio napoletano nella formazione della scena. È significativo perché nella sua semplicità dà l'idea della natività. È una piccola scena con pochi personaggi che però è significativa. Tra gli autori di questi presepi c'è anche Mario De Biasio, il quale è anche un appassionato di storia della Prima Guerra Mondiale. Gira per le montagne che hanno assistito a questo grande evento e con le cose recuperate durante le sue escursioni ha fatto questo piccolo presepio che poi verrà regalato al museo che c'è qui a Lido della Prima Guerra Mondiale. Questo gli ha ispirato delle parole che adesso io vi leggo.
Quante volte durante le mie escursioni sono passato per i resti di forti e fortificazioni, trincee e camminamenti, e quante volte mi sono seduto sul bordo di esse e per qualche minuto, in silenziosa raccolta, la mia mente è volata all'indietro di 90 anni e rivisto quei ragazzi correre all'assalto. Per una volta però voglio ricordarli durante il periodo natalizio, in un momento di tregua dei combattimenti. Tutti avranno pensato alla loro casa, alla loro famiglia e forse anche a quando si preparava il presepe con i materiali più umili. Voglio allora pensare che qualcuno di loro abbia voluto costruirne uno lì in trincea, in mezzo a tanto disagio e sofferenza, adoperando quello che la guerra passava: un elmetto per la capanna, una gavetta per la casa, un gavettino per l'ovile, dei bottoni per la strada e una borraccia per la montagna. E là, in fondo alla pietraia del Carso, le ghiaie del Piave e le rocce delle Dolomiti, ma di colpo quei fili spinati ancora oggi avvinghiati agli alberi mi riportano alla realtà. Però è stato bello, almeno per un minuto, pensare a quella tregua di Natale. Una volta il presepio era una tradizione e ogni famiglia veniva costruito in maniera semplice e con materiali poveri. Con l'andare del tempo questa tradizione, che sembrava stesse sparendo, è andata aumentando. Adesso la tecnologia soccorre moltissimo i modellisti e in più c'è una nuova forma di presepio ed è la collezione. Tantissimi personaggi, persone, eccetera, collezionano presepi di vari tipi, soprattutto quelli costruiti nella zona di Napoli, ma non solo. Ci sono presepi semplici, più complicati, grandi, piccoli, fatti con materiali evoluti o fatti con materiali semplicissimi. Alla mostra dei presepi abbiamo Don Cesare, che è il parroco della parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola, promotore per il secondo anno di questa mostra. Di questa bella mostra. Spero che sia venuta bene, cosa ne dice lei? Senz'altro mi pare ben fatta, ben collocata e soprattutto il contributo dei presepi di valore artistico e anche affettivo come quello che abbiamo qui davanti, che ha colpito parecchie persone proprio per il ricordo della guerra. Mi pare che sia un bel messaggio della bellezza del Natale, questo evento straordinario, unico nella storia delle religioni, dove Dio si avvicina e prende la nostra natura umana. Ecco, questo messaggio è ben visualizzato da ognuno di questi presepi, ecco, il cui valore non è solo di tipo sentimentale, di tipo artistico, ma vuole essere un veicolo straordinario di quel messaggio che stiamo celebrando in questo tempo di Natale. Ha trovato un aumento di interesse nelle persone nei riguardi del presepio? Fanno presepi in casa? Sì. Si avvicinano, sì? Diremmo che, almeno da parte mia, ho sempre insistito, nei 20 anni che sono parroco, perché ogni famiglia realizzi nei modi più semplici, nei modi più veri, più quotidiani, questo messaggio e soprattutto coinvolgendo i bambini, perché il fascino del Natale è il fascino della semplicità, della quotidianità, e sono i bambini i grandi protagonisti del Natale, ecco, per questo, in questo fascino che porta con sé i doni, la serenità, la purezza,
la semplicità appunto che viene dal presepio. Ecco, il presepio è una scuola di vita, la famiglia di Nazareth, i pastori, i re magi, ecco, hanno come sentimento fondamentale la semplicità. Non si accoglie il figlio di Dio con la superbia dell'uomo, ma solo se uno, ecco, si semplifica, se uno diminuisce la sua misura come Dio ha diminuito, si è accorciato nella sua infinità, nella sua potenza, si è commisurato all'uomo, alla carne dell'uomo. Quindi anche gli adulti diventano bambini di fronte al presepio. Più che bambino dovrebbero diventare più semplici, più aperti, più accoglienti. Ecco, perché non si tratta di diventare bambini nel senso di diventare infantili, ma più semplici. Ecco, forse la malattia dell'uomo di oggi è proprio la sua incapacità di essere semplice. Ecco, l'uomo di oggi, ecco, si complica la vita. Ecco, vuole dare un'immagine superiore a quella a se stesso, per cui si creano tutte queste frammentazioni che non aiutano certamente né a cogliere il messaggio del Natale né a vivere bene. Ecco perché l'uomo è veramente felice quando è se stesso, quando ha la misura di quello che è veramente. E questo mi pare che sia il messaggio, come dire, eterno del Natale.